questa serata per festeggiare i 91 anni di vino. Altri di proprio pensare, dicevi, ora con un ricercatore universitario, che fa l'università, ha finito di essere laureato, come sta facendo ricerche su questi argomenti. Proprio sulle stories che tu conterai, che tu sai scontate e che va proprio contro la sentire. E io dicevo, ma tu, ecco, l'Argentino deve proprio delle zone. Tanti slobis che sono passati sotto campagna, quindi sono 4 generazioni sopra il Salisbury, no? Quindi sono passati tanti anni e si intercambia, quindi sono storie che si sono un po' più adulti, non che girano in Italia, si dismetteranno, però ecco persone scontinuano e diventano avere proprio presentino. Ricercatori che sono, insomma, che tanti altri saloni, tanti altri che ha Udin, ma più di tutta roba, perché tante robe gli archivi che è stato, insomma, dove passare, insomma, quelli conservati lì, che nessuno deve tirare di stura, che conti di una storia dello Zohof fino al 45 e di una post-Zohof dopo il 45, 46, 47, 49, anni lì che ho capito che non sono stati facili. Per le storie su Dino proprio non sconfermi queste robe. Ecco, io però voglio ringraziarlo perché aveva proprio trasordino, scusate, non per tornare a ripeti, ma mi pare le robe giuste, e proprio per questo motivo infatti che con anche queste medaglie, con le maglie di Portus e con il ringraziamento retro a Dino. Queste compagnie che non sono fatte per chi è in scala, le dà che volentieri consigli e proprio in un'occasione di questo Mountain Fires. Quando sai contare il carapo, se la messa in Pinsk. Periodico d'Alpino, nella parte che riguardava la pubblicità dei testi, era uscito questo libro, Alpini Ribelli. Ci sono tutte le medaglie d'oro degli alpini. Naturalmente anche le nostre medaglie d'oro, quella del DIN, quella di Renato, quella dei martiri di Portus. Ho voluto regalarlo a Gino perché Gino è uno che protesta continuamente e secondo me protesta a ragione. Forse nessuno lo ascolta. Noi vediamo i giornali, vediamo la televisione, sui giornali una pagina intera per uno dell'Ampi che è diventato segretario della città di Udine. 2 colonne per la medaglia d'oro Renata Del Rio. La mia impressione è stata di essere in America, nello Yellowstone,
dove ci sono i bisonti assaliti dai lupi e i bisonti si difendono facendo un cerchio, ma alla fine devono soccombere. E Gino è uno degli ultimi bisonti che resistono all'attacco dei lupi. Per questo ho voluto regalargli questo libro, Alpini Ribelli. Comunque, Gino, tieni tu. Ho voluto fargli questa dedica al cavalier Gino Bertoldi, ultimo ribelle per amor di patria. Con profonda stima e gratitudine. Enzo Faidutti, alfiere dell'11° raggruppamento Alpini d'Arresto, Codroipo, 29 agosto 2025. Il mio colonnello, quando mi ha consegnato la bandiera, dovevamo andare in battaglia perché era previsto un attentato sul treno a Bologna-Firenze e mi ha detto: io non mi porto dietro gente che se c'è da sparare ce la fa sotto. E poi mi ha consegnato la bandiera e mi ha detto: custodiscila, difendila e onorala. Ed è quello che ho cercato di fare per tutta la vita. Bene, bravo. Passo di là, passo di Pino, dammi uno su. Allora mi viene allenare. Pino, io.